La prima poesia, che è intitolato, i titoli penso li abbia messi tu, sì, ok, al contrario di qualcuno con la prima sì, raccolta li hai messi tu, ok, fantastico, che si chiama Incipit appunto, okay, sì. Che racchiude secondo me un po' più o meno tutti i temi che tu porti. E una cosa che mi aveva abbastanza colpito riguarda proprio l'adolescenza, cioè tu parli di profumi e ricordi, e di profumi, di parole e ricordi, e le parole con la scrittura, quello è un altro tema che magari affronteremo poi, però i ricordi, cioè una raccolta di poesie scritta da diciottenne, diciottenne che parla di profumo e di ricordi, sì. È un po', insomma, è un po' strano in qualche modo. Sì, diciamo che sono un nostalgico, ecco, diciamo che sono un nostalgico di qualsiasi cosa mi capita. Mi capita una cosa molto bella ieri, oh che bello che era ieri, quindi per me è tutto, poi tutto conserva quell'aroma, appunto, cioè il nome è dato alle 2 di notte, però non è dato a caso fondamentalmente, nel senso che anche quando cerco di descrivere, se andate a leggere, insomma, sono molto descrittivo e quindi cerco di stimolare proprio le sensazioni, per questo proprio il profumo, perché è una cosa che si sente. I ricordi perché alla fine sono, cioè questa è veramente, cioè io quando lo rileggo non c'è nessuna poesia che ho scritto che non fosse associata a un momento particolare, a qualche evento particolare. E ogni poesia è un ricordo, è un momento in particolare, quindi io sfogliando, oggi lo stavo risfogliando, le sono lette tutte e io mi sono rifatto veramente un viaggio attraverso tutto quello che è stato il mio quinto anno di liceo, poco più, le estati e quant'altro. Quindi sì, cioè, di ricordi sì, sono nostalgico, quindi per me quello che ho vissuto l'estate scorsa già mi può causare nostalgia, ma anche quello che mi è successo ieri, insomma. E un'altra cosa, sempre riguardo al titolo, poi torno su Incipit perché mi interessava, yes. L'ho notata prima quando lui parlava del suo titolo e mi è venuto in mente, infatti l'ho scritto per ultimo proprio, cioè insomma, la contrapposizione tra il profumo che è appunto una sensazione, quindi qualcosa che rimanda alla sensibilità, no? I sensi eccetera, e le parole e ricordi che invece sono una parte più mentale, intellettuale, e questa è un po' una contrapposizione che ti caratterizza in qualche modo. Caratterizza sì, perché sia le parole che i ricordi, se sono vividi, è inevitabile che ti diano sensazioni anche fisiche. E adesso non sto parlando in senso filosofico, metaforico o quant'altro. Quella determinata parola, quel determinato ricordo ti riporta alla mente proprio tutte le sensazioni di cui è carico quel ricordo. Il profumo è proprio dolce e fondamentalmente i ricordi che ho in questo, nonostante la nostalgia che comunque ce l'ho sempre, però sono dolci i ricordi che ho in questo libro in generale. Per cui sì, profumo anche se sono parole e ricordi, sì, assolutamente. Nelle varie composizioni ti rivolgi sempre a qualcuno molto spesso. Sì. Chi morde, chi danza. Sì, ma è sempre la cioè, però è sempre. Sì, una sfaccettatura diversa di ogni della okay. E poi ogni composizione ha un fiore. Sì, te ne parlavo prima e avevo appena detto che era un modo di dissuadere, di creare un punto di luce da cui poi poter andare su dei temi che possono poi spezzare il titolo, che il titolo poteva essere fuorviante in più modi. Avendo messo un titolo che non c'entrava assolutamente nulla, tu non puoi ricondurre il titolo a una determinata interpretazione della poesia, sei completamente libero di interpretarla come vuoi, anche sotto la forma dell'incompetenza, questo sia chiaro. Però come sei arrivato a questo tipo di questi tipi di argomenti, poi però sviluppati in questo modo, cioè spesso ci sono nature morte, osse rotte, sangue che colpisce, insomma, perché? Ultimamente mi sono molto avvicinato al genere dell'horror, sia in letteratura che sul grande schermo.